Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Fra poco saremo collegati con il centro storico di Padova, con il Palazzo della Ragione, dove è in programma un evento al quale parteciperà il presidente Luca Zaia. Come sempre, indipendentemente dal genere di eventi programmati, con il presidente, col governatore, parliamo tutti i giorni dei dati che arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, della situazione della vaccinazione, che oggi comprende anche i primi dati sulla terza dose, quindi il Green Pass, quello che succederà nell'immediato futuro in Veneto. Cambieranno molte cose, lo sappiamo, stanno cambiando anche alcune cose dal punto di vista della diffusione del Covid, ma questi sono dati che poi vediamo assieme. Quindi fra pochissimo saremo collegati con Padova, con la nostra redazione padovana, che ci aggiornerà, raggiungerà Zaia per capire di cosa stiamo parlando. Naturalmente saremo collegati poi con tutte le nostre altre redazioni per vedere cosa sta succedendo a Vicenza, cosa sta succedendo a Padova. Dovremo riuscire a parlare anche con Venezia per la solita infarinatura di notizie del litorale adriatico veneto, quindi tantissime notizie, un'ora e mezza da stare insieme. Anche oggi staremo assieme fino alle 13:30, quindi in attesa di avere novità da Padova, noi cominciamo a vedere i servizi che ci arrivano dalle nostre redazioni e andiamo a Noale, dove c'è una scuola chiusa a causa di una classe in quarantena. A una settimana dall'inizio della scuola, l'Ulstre conta 56 casi di positività, di cui 55 alunni e un docente. Dei 55 positivi, 18 frequentano le materne, 15 le elementari, 14 le medie, 8 le superiori. Un caso particolare riguarda la scuola primaria Cesare Battisti di Moniego di Noale, dove una classe è in quarantena per la positività di un bambino. Ma dal momento che è risultata positiva anche un insegnante, la dirigente scolastica ha deciso in via precauzionale di chiudere l'istituto in attesa dell'esito dei tamponi, come spiega il sindaco. Quando ha saputo che una insegnante risultata positiva aveva fatto una riunione insieme a tutte le altre insegnanti del plesso, per quanto con mascherina, e una riunione non molto lunga, però oltre i 15 minuti, ad una distanza meno di 2 metri e al chiuso, ecco, il protocollo prevede che vengano considerate contatto stretto e che quindi debbano fare il tampone. Ovviamente se fanno le insegnanti non possono essere lasciati i bambini nel dubbio che qualcun altro non risulti positivo. Quindi si è venuta a creare questa situazione per cui il plesso ha dovuto chiudere. Andreotti rassicura le famiglie. È tranquillizzante il fatto che, a parte questa insegnante e un bambino, tutte le altre insegnanti e gli altri bambini risultano negativi. Quindi già da domani vi sono delle classi che rientreranno a scuola. Non tutte le classi rientreranno, mi pare che un paio di classi già rientrano, le altre lunedì, solo per una tempistica diversa dei tamponi di un paio di insegnanti, però non perché ci siano casi positivi. La classe in quarantena invece rientrerà il 29 settembre come da protocollo. Vediamo invece i dati che ci arrivano da Padova. Continuiamo a parlare di coronavirus in attesa di capire come possiamo gestire i collegamenti odierni con le nostre redazioni. I positivi sono in calo, sono già state somministrate molte delle terze dosi in programma per quanto riguarda l'ULSS 6 padovana. Dopo mesi di dati in crescita, finalmente a Padova e provincia cala il numero dei soggetti attualmente positivi al Covid, 43 in meno rispetto alla scorsa settimana, anche se il padovano si conferma l'area con il maggior numero di contagi. Le fasce maggiormente colpite sono quelle dai 30 ai 65 anni, ad oggi sono 48 le persone ricoverate, 9 in terapia intensiva, il più giovane ha 30 anni e non è vaccinato, 6 in semi-intensiva, 27 nel reparto di malattie infettive e 2 in geriatria. Da una parte abbiamo le persone cosiddette non vaccinate, che non vuol dire non vax, non sono vaccinate, e che hanno un'età media molto bassa, attorno ai 50 anni. Dall'altra parte invece abbiamo persone vaccinate che però hanno un'età media
molto, diciamo così, elevata. Si tratta di anziani, grandi anziani. Ci sono poi 4 donne positive al Covid ricoverate in ginecologia, tutte non ancora vaccinate. Da qui l'appello a contattare l'ospedale di Padova, che ha dedicato un ambulatorio ad hoc per le donne incinte che vogliono immunizzarsi. Un passaggio importante è che, alla luce del caso del neonato ricoverato in terapia intensiva a Padova dopo aver contratto il virus a pochi giorni dalla nascita, il suo quadro clinico è attentamente monitorato dai medici che non si sbilanciano. Intanto lunedì è iniziata la somministrazione delle terze dosi di vaccino, 200 quelle finora eseguite. Si tratta di soggetti cosiddetti super fragili che verranno contattati dai medici per ricevere la dose addizionale. È opportuno effettuare una terza dose, un terzo richiamo a distanza ravvicinata, in modo da rafforzare non solo la risposta immediata che avremo nei 2-3 mesi a seguire, ma anche l'attivazione delle cellule a memoria e quindi la persistenza della risposta immune per un periodo più prolungato di tempo. Nella seconda fase, che inizierà ad ottobre, la terza dose, chiamata dose booster, verrà invece somministrata agli anziani e al personale sanitario che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi. Andiamo al volo a Padova, è arrivato il governatore Zaia, sentiamo cosa sta succedendo. Si dovrebbe soffermare proprio sullo stand del Veneto e quindi fare alcuni complimenti. Ecco, lo vedete adesso adesso che si sta facendo qualche foto con alcuni dei partecipanti e sponsor che promuovono il territorio del Veneto. È una giornata padovana per Luca Zaia, che poi ha molti appuntamenti in città. E adesso lo vediamo mentre prosegue il suo sopralluogo all'interno del Palazzo della Ragione e del Salone Mondiale del Turismo dedicato ai patrimoni UNESCO. Ovviamente fra poco farà anche il punto della situazione sulle varie nomine dei siti veneti, perché lo ricordiamo, oltre alla fresca nomina di Padova Aulus Picta ci sono le colline di Valdobbiadene, quindi insomma per Zaia sarà l'occasione per ricordare tutti i luoghi veneti che sono fonte di attrattiva per il turismo, settore del turismo che, come abbiamo già ripetuto anche nel precedente collegamento, ha fortemente patito la crisi dovuta dalla pandemia e che ora anche con queste occasioni ha modo di poter ripartire, visto che insomma è uno dei primi appuntamenti in presenza dopo i mesi difficili del lockdown e della pandemia. Vediamo se riusciamo ad avvicinare il governatore, ma sembra che appunto al momento non voglia rilasciare dichiarazioni. Togli il cavo. Sei castrato. Ecco, siamo pronti a partire, come dicevamo adesso, per l'inaugurazione, perché la prima cosa che appunto si farà adesso è l'inaugurazione del salone, ed è proprio atteso il presidente Zaia, che lo dovrebbe inaugurare insieme al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi e all'assessore al turismo regionale Federico Caner e all'assessore al turismo e della cultura di Padova Andrea Colasio. Siamo quasi arrivati al luogo dell'inaugurazione, dove eravamo prima posizionati per l'inizio ufficiale della manifestazione dedicata al turismo. Ora sentiamo, ci avviciniamo e cerchiamo di capire quali sono le prime parole di Zaia. Claudio, vieni qua.
ormai siamo qui da tempo. Io vi porto i saluti della città, del sindaco Sergio Giordani, che non è potuto essere presente. Saluto i responsabili dei siti UNESCO, saluto il presidente della regione Zaia, Luca Zaia, che abbiamo l'onore di aver qui come ospite e presenziare e sottolineare l'importanza di questo appuntamento. Lo dico con un certo orgoglio, ci fa piacere, non è la prima volta che il VTE viene organizzato a Padova, ma quest'anno ha un sapore particolare per noi perché la città di Padova ha appena ricevuto il secondo riconoscimento UNESCO, quindi siamo tra le poche città al mondo che ha 2 siti UNESCO, il ciclo pittorico del 300, quello recentemente attribuito, e il nostro famoso orto botanico. Quindi un riconoscimento per Padova, che è un riconoscimento per tutto il nostro territorio, il nostro Veneto, che è una regione che dal punto di vista del turismo esprime grandi eccellenze. Noi siamo al centro, come dire, di un sistema che va dalla laguna alle Dolomiti, che è sicuramente straordinario. Quindi l'occasione come quella di oggi, lo scambio tra gli operatori addetti del settore, operatori del turismo, della cultura, per noi è oggi fondamentale, alla luce anche delle novità che riguardano la nostra città, per capire come questo settore può rappresentare e può dare una nuova spinta anche al sentimento e all'andamento di ripresa che è sempre più necessario. Quindi penso sia, come dire, importante capire come questo settore può trainare un pezzo di economia, ma soprattutto anche ragionare di come valorizzare al meglio le nostre opere, le nostre testimonianze storiche, come conservarle, come veicolarle nel mondo. Quindi una grande occasione che ci onora e rappresenta sicuramente una grande opportunità per la nostra città. Passeggiando per il centro, forse l'avrete notato anche voi, già lo dicono i nostri operatori commerciali, le botteghe sotto il salone. Nelle ultime settimane abbiamo visto un'esplosione di presenze di turisti stranieri, turisti che cercano un'offerta di carattere culturale. È la scia, l'effetto anche del riconoscimento per Padova a livello mondiale dell'UNESCO. Ecco, sapere come cogliere, sfruttare, valorizzare e amplificare questo elemento è sicuramente un'opportunità che poi si declina e si distribuisce in tanti altri settori della nostra vita sociale e economica del nostro territorio. Quindi grazie e di nuovo, come dire, felicitazioni per questo appuntamento. Buongiorno a tutti, sicuramente sono il volto meno noto del parterre, sono Marco Citerbo, l'organizzatore dell'evento, che torna dopo 3 anni, 2014, 15 e 16, all'interno già di questo palazzo, e dove iniziò in quel periodo la presentazione del dossier di candidatura di Urbs Picta, per cui oggi tornare con Urbs Picta inserita, se non altro avremmo portato fortuna, insomma, ecco, non mi prendo altri meriti se non quello. Un evento che nasce 13 anni fa e nasce dall'adozione che noi abbiamo con questa regione, ringraziando il presidente Zaia in primis, quando 13 anni fa, insieme all'allora mio sindaco di Assisi, Claudio Ricci, presidente dell'Associazione Beni Italiani UNESCO, presentammo a Parigi a un vostro illustre conterraneo, l'architetto Francesco Bandarin, che era all'epoca direttore della parte culturale di UNESCO, questo progetto che piacque moltissimo, proprio perché comunque questo marchio UNESCO aveva bisogno di una valorizzazione, aveva bisogno di essere in qualche maniera reso un po' più friendly e quindi utilizzato anche nei momenti di promozione.
Io sarò brevissimo. Quello che vedete oggi qui è la parte espositiva. Il salone si compone di 3 aspetti fondamentali. La parte espositiva, qui trovate oggi oltre 60 siti, oltre a quelli italiani sono presenti anche 2 delegazioni straniere di Malta e di Gran Canaria. All'esterno, in queste bellissime loggiate, trovate un workshop con 60 buyer internazionali, con oltre 105 seller veneti ed italiani, questo anche per la grossa voglia di ripartenza di un workshop in presenza. Abbiamo patito in qualche maniera, anche se di gran moda in questo anno e mezzo, questi workshop online, però sicuramente la presenza è una gran cosa. L'altro aspetto fondamentale è la parte scientifica, perché durante le 3 giornate un programma estremamente... Allora, torneremo fra poco in diretta con il cosiddetto Salon. Siamo a Padova, siamo nel Palazzo della Ragione, nella parte alta del Palazzo della Ragione, un salone affrescato, insomma, che conosciamo tutti. Si è parlato anche di Urbs Picta, quindi delle possibilità che ha Padova per il futuro, grazie a questa sua peculiarità, ovvero quella di avere dei cicli pittorici, degli affreschi più unici che rari. Basta nominare Giotto, basta nominare la Cappella degli Scrovegni, basta nominare appunto il Palazzo della Ragione di Padova per far venire in mente a chiunque, per ricordare a chiunque le peculiarità e le potenzialità anche turistiche della città del Santo, che insomma è in buona compagnia, perché ogni città del Veneto ha le sue chicche. Poi tra l'altro andremo anche a Venezia, dove sono iniziati i lavori di restauro della Basilica di San Marco. Ce ne parlerà Filippo Fois, che comunque ci ha già mandato delle immagini, quindi riusciremo a farvi vedere qualche immagine davvero straordinaria. Parliamo è bello anche parlare di un Veneto che riparte da dove non si era mai fermato, scusate il gioco di parole, che riparte dalle sue potenzialità. Siamo la regione più turistica d'Italia, in una dei paesi più turistici del mondo, quindi possiamo a ragione dire che il Veneto fa da traino, fa da scuola anche in questo caso. Il turismo culturale non è secondo a nessuno a livello nazionale quello del Veneto. Poi c'è tutto quello che va dietro, il turismo enogastronomico, il turismo sportivo. Vi stiamo raccontando ormai da mesi di questo Veneto che nelle sue varie caratteristiche riparte. Ogni paese, ogni comune, ogni provincia sta ripartendo a pieno ritmo. Abbiamo visto nei giorni scorsi i servizi che ci arrivavano dalla nostra redazione veneziana, che ci mostravano una ripartenza impressionante di quest'estate per quanto concerne Jesolo, per quanto concerne il litorale in generale. Sappiamo benissimo anche la parte bassa, quindi Chioggia, Sottomarina, come si è mossa con il turismo estivo. L'altopiano dei 7 comuni, l'abbiamo visto, è stato letteralmente preso d'assalto per più giornate nelle domeniche, nelle giornate festive, ma anche con periodi un po' più lunghi di quelli che si ricordavano l'anno scorso. C'è da capire come sta cambiando il turismo, e anche queste iniziative come quella che vi abbiamo mostrato finora e che vi faremo vedere fra qualche istante, quando poi parlerà anche Luca Zaia di turismo, sono importanti per capire che il Veneto, insomma, non intende rallentare questa corsa. Allora, in attesa di poter tornare a Padova, vediamo che cosa ci arriva dalle varie redazioni. A questo punto, visto che siamo in attesa di poter riparlare con il governatore, vediamo i dati che ci arrivano dalla sanità del Veneto. Cominciamo con quelli delle vaccinazioni, perché oggi sono decisamente interessanti. C'è una casella in più. Chi è abituato a seguire i nostri TG lo vedrà fin dalla prima immagine. C'è la casella con gli addizionali booster, cosiddetta terza dose. Allora, la terza dose, le dosi somministrate nella giornata di ieri, che vediamo grazie alla regia di Fabio Verin in attesa di poi tornare a Padova, sono state 16.000, un numero che comincia a crescere in modo deciso. Il totale di 6 milioni e 7. Le prime dosi inoculate ieri sono 6.587 per un totale di
3.338.396. Cicli completati sono 9.000, quelli della giornata di ieri, per un totale di 3.4 milioni. Allora, ieri sono state somministrate 536 terze dosi, cosiddette booster o addizionali, per un totale dall'inizio di questa fase della campagna, che insomma è davvero pochi giorni che è partita con questo ulteriore passo in avanti, 2.661. Il Veneto ha somministrato l'88,8% delle dosi a disposizione, quindi c'è magazzino, c'è possibilità, importante prenotarsi il prima possibile per, sappiamo, quello che sta arrivando, ovvero la rivoluzione del Green Pass sui luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre. Sappiamo tutti che servono 15 giorni, 14 giorni perché la prima dose si trasformi automaticamente in Green Pass, quindi sono molti quelli che si stanno prenotando per poter avere il certificato vaccinale prima della data. Sta parlando Luca Zaia, quindi a questo punto tornerei a Padova a sentire cosa dice il Presidente. Non dipendeva da me. Tanto complimenti agli organizzatori. Noi lo diciamo già, ci candidiamo ad ospitare la borsa internazionale dei siti UNESCO. Se avete il coraggio e la forza di farlo, noi vorremmo essere punto di riferimento a livello internazionale. E non glielo dico perché va bene dirlo, ma glielo dico perché siamo convinti di questo. Ovviamente nella partita a bordo ci deve essere anche Enit, questo poco ma sicuro. Noi ci candidiamo perché abbiamo i 9 siti UNESCO e sono l'Orto Botanico di Padova, Urbs Picta, che è stata l'ultima arrivata e quindi l'ultimo sito riconosciuto, le fortezze veneziane, i siti palafitticoli, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, Venezia e la sua laguna, la città di Verona e Vicenza e le Ville Palladiane. Questi sono i nostri 9 siti palafitticoli e siti UNESCO. Per noi è un momento di vanto, lo diceva prima il dottor Palmucci, diceva ma la seconda regione in Italia, siamo i primi a tutti gli effetti, la prima a 10 milioni di abitanti che è la Lombardia, quindi noi siamo in effetti a pieno titolo la regione che ha più siti UNESCO, ma del resto c'è un'eterogeneità del territorio che ci permette di fare questo e anche e soprattutto di candidarci. Ecco, voglio ricordare che noi abbiamo una new entry che è come patrimonio della biosfera, MAB UNESCO, il Grappa, oltre al Delta del Po, il secondo sito MAB UNESCO, quindi patrimonio della biosfera, il Grappa, che è di questa settimana. Detto questo vi dico che il flusso turistico in Veneto è un flusso interessante e gli italiani hanno riscoperto il Veneto, più 46% rispetto alle presenze turistiche del 2019. Chiudiamo alla grande quest'estate perché superiamo i valori del 2019, siamo convinti di fare altrettanto nell'invernata con l'offerta della montagna invernale ma anche di tutto quello che è il corredo dell'offerta turistica del Veneto. È un Veneto che sta cambiando pelle. Allora, il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, fa 72 milioni di presenze turistiche, quelle che riusciamo a contare, perché lo dobbiamo dire, perché poi c'è un pullulare, c'è come un alveare sempre in movimento. La prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato. Il Veneto è l'unica regione in Italia e al mondo dove tu puoi tranquillamente dire al turista che in un paio d'ore d'auto riesce a passare dallo sci della Marmolada al tuffo in mare a Jesolo o nella riviera adriatica, muovendosi direttamente attraverso la campagna veneta, le città murate, incrociando i circuiti termali, il Delta del Po e tutto quello che conoscete. Quindi è una regione unica. E ovviamente abbiamo il limite della comunicazione di tanti elementi, too much information, zero information. Ecco, questo è il vero nostro limite. Abbiamo tanto da comunicare, quindi finitela di venirci a dire che avete visto un bel stand di Dubai, perché Dubai c'è solo la spiaggia e un po' di palazzi da pubblicizzare. Noi abbiamo un sacco di cose, perché spesso noi veneti diciamo ma ho visto un super stand. Sì, ma se ci vai con un prodotto turistico unico è inevitabile. Noi quando usciamo siamo un po' come la madre dei gracchi, no? Ecco i nostri gioielli, c'è un pullman pieno. E ringrazio gli operatori turistici perché se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ve lo dico perché la generazione di operatori turistici in Veneto vale circa 50 anni, cioè sono due generazioni. Cioè
la riviera adriatica del Veneto, che cuba più o meno 32 milioni di presenze turistiche all'anno, non esisteva 60-70 anni fa, non esisteva. E quindi grazie a questi pionieri che hanno saputo non solo creare un prodotto turistico, ma anche promozionarlo nel mondo. Vi ricordo che il 66,7% dei nostri turisti sono stranieri. Questo è un grande valore, non solo per il Veneto, ma anche per l'Italia. Abbiamo in animo, insomma, ancora qualche colpo in canna con UNESCO, anche se dicono che abbiamo troppi siti UNESCO, però noi abbiamo sicuramente il Valpolicella, con le sue colline, che per noi è un obiettivo, la Pesciera di Bolca, è l'unico sito, io ne ho già parlato a Parigi, noi siamo in grado di presentare un sito di reperti fossili che è unico al mondo, cioè noi abbiamo i fossili dei coccodrilli, delle razze, delle palme, non so se lo sapete, siamo in Lessinia. C'è un museo, c'è una cava e addirittura si portano 5.000 bambini ogni anno ai quali viene consegnato un martellino e vanno nella cava a rompere i sassi se li trovano i pesciolini. Quindi è una roba unica nel suo genere. E poi anche altre attività che stiamo facendo, noi crediamo moltissimo in questo riconoscimento internazionale, vogliamo investire su questo e si è detto bene prima, forse lo diceva sempre Palmucci, dottor Palmucci, il tema vero è che siamo oggetto di un turismo sempre meno disattento e sempre più informato. Guardate, io vi do un dato che è quello di casa mia. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, sito UNESCO che ci ha permesso quell'anno di guardare ancora dallo specchietto retrovisore i cinesi, perché è stato quel sito che ci ha permesso di dire che siamo ancora primi. Voglio ricordarvi solo questo. Ecco, quel sito parte da 250.000 presenze turistiche certificate all'anno e ha una proiezione al 10° anno di 1,5 milioni di presenze turistiche. I turisti che già arrivano, ha ragione il vice sindaco che dice ma si vede già movimento, anche da noi i turisti che arrivano già conoscendo il territorio, a volte in maniera migliore del cittadino di quel territorio, e quindi diventa una sorta di catena di Sant'Antonio, qui a Padova lo si può dire, che fa crescere ancora di più l'offerta turistica. E questo secondo me è veramente importante, quindi un turismo sempre meno disattento, sempre meno indifferenziato, sempre meno casuale e sempre più orientato, e questo è un grande valore. Ringrazio tutti gli ospiti stranieri che sono qui, so che ci sono delle delegazioni, le Canarie, Malta, il Ghana se non ho capito male, l'Uganda, e per essere qui oggi basta, io non ho altro da aggiungere. Grazie e buon lavoro. Adesso allora Presidente facciamo il taglio del nastro così ufficialmente, grazie. Allora, finché il governatore Luca Zaia e i suoi padroni di casa, diciamo, del Palazzo della Ragione si organizzano per il taglio del nastro, noi vi ricordiamo, siamo a Padova, siamo appunto nel cosiddetto Salon. Adesso ci sarà l'inaugurazione di questo salone, di questo salone dedicato al turismo. Abbiamo sentito Luca Zaia, dati davvero importanti, dati più che confortanti, entusiasmanti per quanto riguarda il turismo in Veneto. È uno dei comparti da cui il Veneto può e deve ripartire, ma questo insomma non ve lo dobbiamo dire certo noi. Siamo al momento del taglio del nastro. Sentiamo se abbiamo anche qualche informazione da Valentina Visentini in questo momento, se lasciamo invece parola al governatore Luca Zaia per l'inaugurazione di questo importante evento. Carlo. Guardate qua per cortesia. Presidente, guardi qua. Grazie. Gentilmente qui al centro. Presidente, qui, grazie. Anche qui, grazie. Grazie qui. Aspetta Luca, lei è solo che siamo in preda a vostra parte. Il mestiere l'ho fatto un po' troppi anni. Però mi dice che fa la mano. Questo era il taglio del nastro, adesso dovremo
Dovremmo arrivare alla fase delle interviste con il governatore Luca Zaia, vediamo se abbiamo qualche informazione in più. Noi stiamo sempre sotto, come si suol dire, al Presidente, perché sappiamo che prima di andarsene rilascerà alcune dichiarazioni, immaginiamo anche importanti per quanto concerne la situazione dell'emergenza coronavirus, la situazione dei Green Pass, tutte le novità in arrivo. Adesso Zaia è alla fase delle foto di rito, di qualche selfie, ma vediamo i microfoni che arrivano. Pare che il governatore abbia detto faccio prima con loro, immaginiamo che prima con loro sia la stampa. Decisamente sì. Allora sentiamo le interviste di governatore Zaia. Sì, assolutamente, noi ci candidiamo a ospitare una borsa internazionale, l'unica di questo genere, che verrebbe organizzata di tutti i siti UNESCO a livello internazionale, in modo tale che gli operatori, quindi buyers e sellers, riescano a incontrarsi in una borsa anche fisica, non solo virtuale, che potrebbe essere quella del Veneto. Quale città? Sulle città decideremo, poi è una questione di spazi, non dimenticatelo che stiamo parlando di centinaia di siti UNESCO, si va dalle incisioni rupestri dell'Azerbaigian alle cascate del Niagara, alle piramidi d'Egitto, alle colline del Prosecco, all'Urbs Picta di Padova e molto altro ancora. Questi ultimi anni sono stati determinanti proprio per le nuove candidature ottenute, l'ultima quella del Grappa. Ci si vedono già delle ricadute? Noi abbiamo 9 siti UNESCO importanti, quelli del club, diciamo, dei grandi siti UNESCO. Grappa è in un'altra categoria, che è quella del patrimonio della biosfera. C'è da dire che le ricadute si vedono dal punto di vista turistico, anche perché c'è un contingente di cittadini del mondo che visita i territori, ovviamente partendo dai siti UNESCO, che non sono altro che la certificazione del fatto che ne vale la pena di fare la visita. 9 sono tanti, qualcuno in più ancora magari? Sì, ci saranno, anche perché noi abbiamo dossier pronti e stiamo lavorando sul Valpolicella di sicuro, e io credo che la pesciera di Bolca, anche quella, possa avere grandi vantaggi, grandi chance, e comunque abbiamo un territorio che sa offrire moltissimo. Diciamo che 9 non saranno un punto di arrivo, ma sono un punto di partenza. Ha ringraziato gli operatori turistici capaci di veicolare un Veneto anche all'estero. Sentite, allora, da un punto di vista economico rappresentano un'industria da 18 miliardi di fatturato, che è la prima industria in Veneto. Da un punto di vista sociale e territoriale rappresentano i veri ambasciatori del Veneto nel mondo. Quando tu ti ritrovi ad avere oltre il 66% di turisti in Veneto che sono stranieri, dei 72 milioni di presenze, vuol dire che qualcuno è andato in giro per il mondo a suonare il campanello. Questo è merito dei nostri operatori. Presidente, ieri dal punto di vista del contagio della pandemia, il Veneto era in testa con il numero di contagi, e anche la regione che fa più tamponi, quindi il numero è conseguente. Lei comunque conferma un certo ottimismo circa la fase di fuoriuscita? In questa fase assolutamente sì. Non guardate il numero assoluto, ma dovreste andare a consultare le tabelle che vengono redatte dall'Istituto Superiore della Sanità, che rapportano il numero al numero di tamponi. Noi siamo i primi in Italia per tamponi. Ieri abbiamo fatto quasi 50.000 tamponi. Il vero dato qual è? L'incidenza. Noi siamo sotto l'1% di incidenza. Quindi vuol dire, fatti 100 tamponi, con difficoltà abbiamo un positivo. Non è preoccupato per un possibile effetto scuola? L'effetto scuola ci preoccupa giorno dopo giorno, stiamo accompagnando questo processo. Ovviamente il progetto Scuole Sentinella, ve l'ho detto anche il generale Figliuolo, del Veneto è stato adottato a livello nazionale, e diciamo che la vera sfida ce la giochiamo con la scuola. È passato un mese, io penso alla volta di novembre dovremmo già avere la sentenza rispetto alla tenuta o meno del sistema. Secondo lei, con l'introduzione del Green Pass nei luoghi di lavoro, ci sarà un incremento delle richieste di prenotazione e di vaccinazione? Ma guardate, io guardo i numeri, siamo passati da 4.500 richieste di media al giorno a 20.000, 21.000 i primi giorni. Dopodiché mi fermo lì. Ieri abbiamo fatto 16.000 vaccinazioni, abbiamo fatto 500 vaccinazioni ai fragili, il resto erano tutte prime e seconde dosi, in maggior parte prime dosi. Una domanda bis, Prego. Lei ha fatto presente che per quanto riguarda la Lega vale il documento dei 5 punti sottoscritto dai governatori del nord, non solo del nord, dai governatori leghisti e da Salvini. Ieri però
quasi la metà dei parlamentari leghisti non ha partecipato al voto finale sul Green Pass. Come valuta questo atteggiamento un po' a sorpresa? Ma non ho nulla da commentare, nel senso che non ne conosco la genesi e non ho nulla da commentare. Il vero tema è che noi siamo impegnati su questo fronte e ne vogliamo venire fuori. Prima ne veniamo fuori, prima risolviamo i problemi sanitari e anche sociali. Considerate che la vera preoccupazione è che questa società, questa comunità ne esca veramente spaccata a metà dal Covid, ma non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista dei conflitti che sono partiti rispetto a vaccini sì, vaccini no, Green Pass sì, Green Pass no e molti altri temi che ormai sono oggetto quotidiano di discussione. Come commenta l'astio del responsabile del gruppo Veneto No Green Pass nei suoi confronti? Abbiamo letto continue minacce, anche frasi. Io non ho nulla da commentare, penso che sia doveroso rispettare le idee di tutti e lo dice uno che dice che è giusto che se una persona è contro i vaccini è giusto che gli venga garantita la possibilità di manifestare la sua contrarietà. Dopodiché se tu esci dai binari non porti più avanti quella stella polare che è il rispetto delle persone è un'altra roba, non è più una manifestazione. Scusi, Veneto Frontiera per la... Con i dati di oggi sì, è indubbio che noi stiamo vivendo una fase nuova che è quella della convivenza con il virus. Quando tu hai 500 contagiati al giorno e 333 persone in terapia in ospedale, capisci che è cambiato qualcosa e questo qualcosa è cambiato grazie ai vaccini. L'81% dei veneti si sono vaccinati o hanno già la prenotazione. Un anno fa, con 500 contagiati al giorno, avremmo già avuto quasi 2000 persone in ospedale. Veneto Frontiera per la terza dose, che sarà una grande sfida, però abbiamo visto alcune persone che appunto anche in questo caso si rifiutano del vaccino, magari perché hanno avuto qualche complicazione proprio tra le persone che hanno immunosoppressione. Un'idea di un osservatorio, un punto di riferimento per queste persone che non sono Novax ma che presentano delle perplessità. Ma guardi, del vaccino si parla moltissimo ed è giusto perché lo stiamo facendo su grande scala. Voglio ricordare che solo in Veneto abbiamo fatto 6.700.000 inoculazioni. Le do un dato, l'antinfluenzale lo si fa in 1.200.000 inoculazioni. Questo vuol dire che anche il test a livello internazionale è un test pauroso, quindi nel bene e nel male tutte le notizie hanno risonanza ed è giusto che sia così. Dico che è fondamentale ad esempio a livello nazionale che ci si decida ad attivare ad esempio la verifica dei titoli anticorpali. Io capisco che è un lavoro poderoso, però è altrettanto vero che ci sono persone che hanno avuto il Covid che si stanno chiedendo se vale la pena farsi una dose di vaccino oppure no. E allora forse se si può scientificamente definire questo con i titoli anticorpali potrebbe essere un'ulteriore frontiera da scandagliare. Tornando un attimo al turismo, collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo, a che punto siamo? Siamo al punto che si va avanti, il CIPE ha deliberato, il Consiglio dei Ministri è andato avanti, per cui come avevamo detto è fondamentale. Direi che alla burocrazia c'è stato una dose booster, per usare i termini vaccinali, che è stata rappresentata dall'effetto Olimpiadi. Anche lì le Olimpiadi hanno pesato, perché pensare di presentarsi alle Olimpiadi senza il collegamento ferroviario con l'aeroporto non sarebbe stata una bella figura. Quindi vedete che le Olimpiadi hanno effetti diretti e indiretti, come avevo sempre annunciato. Faremo la terza dose con antinfluenzale? Sembra che il governo stia accogliendo la sua proposta. Beh, allora, se una persona ha deciso, ricordo che io sono per la volontarietà, l'accesso ai vaccini, non per l'obbligatorietà, ma lo sono da anni, e se una persona ha deciso di fare l'antinfluenzale e un'eventuale dose di vaccino, che può essere anche la prima dose, la seconda, la terza, secondo me è corretto che se da un punto di vista scientifico non ci sono problemi, che la si faccia in contemporanea. Il Veneto è in grado? Noi siamo in grado di fare tutto questo, anche perché abbiamo organizzato una macchina vaccinale che assolutamente è in grado di rispondere a questo. I centri vaccinali per il Covid potrebbero diventare anche centri vaccinali? Sì, beh, sicuramente per l'antinfluenzale. Se dovessimo farla in contemporanea assolutamente sì. Non ha nessun senso far andare le persone in ospedale. Considerate che poi c'è la collaborazione dei medici di base, delle farmacie e di tutta la rete che si è creata. Si è definito ottimista in questa convivenza con il virus, magari senza mascherina? Ma la mascherina è se ci pensate, oggi in questo momento, tranne alcune residuali attività chiuse, ed è scandaloso, penso ad esempio a quello che sta accadendo nel mondo dell'intrattenimento notturno, delle discoteche, ma non solo,
penso che la mascherina resta l'ultimo baluardo, perché se noi adesso togliessimo tutti la mascherina la nostra vita sarebbe esattamente quella pre-Covid. È inutile che facciamo finta di dire che è cambiato il nostro modo di vivere, è cambiato psicologicamente, ma le strade sono piene, le piazze sono piene e voi state lavorando come nel periodo pre-Covid. Di certo durante marzo-aprile 2020 non lavoravate così. Buon lavoro ragazzi, grazie. Allora, abbiamo sentito le dichiarazioni di Luca Zaia molto importanti per quanto riguarda la terza dose e anche questa prospettiva di poter gestire la terza dose, la campagna vaccinale per il coronavirus e la campagna vaccinale antinfluenzale nello stesso spazio, negli stessi spazi a disposizione delle US, insomma è molto molto importante. Allora noi cerchiamo di capire se Valentina Visentini riesce a farci un riassunto di quello che è stato detto, di quello che è successo a Padova, perché abbiamo molte informazioni ancora da darvi, molte notizie ancora da dare. A questo punto però chiudiamo con Padova e con la regia di Fabio Verin facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena parlato di turismo con il presidente Luca Zaia in una delle aree turistiche più belle d'Italia, ovvero il Palazzo della Ragione di Padova, col suo ciclo pittorico con degli affreschi bellissimi. E stiamo per spostarci a Venezia, dove fra poco potremo parlare con il nostro Filippo Fois di un'altra area turisticamente di grandissimo spessore. Venezia, insomma, sappiamo è la città più turistica del Veneto, con milioni di passaggi di turisti ogni anno. Qualche problema effettivamente c'è stato, dovuto al lockdown, dovuto all'emergenza coronavirus, dovuto al blocco del turismo internazionale, ma adesso tutto riparte, tutto ricomincia. Per noi a Venezia, visto che parliamo di turismo, c'è Filippo Fois, con il quale giusto un paio di giorni fa parlavamo di turismo sul litorale. Da Jesolo lo troviamo oggi a Venezia, città più bella del mondo o fra le più belle del mondo, perché ci sono delle novità per quanto riguarda la Basilica di San Marco. Buongiorno Filippo. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. In effetti ci sono delle grandi novità nella millenaria storia della Basilica di San Marco, perché sono iniziati dei lavori che nei prossimi mesi dovranno mettere al riparo dalle acque alte la Basilica di San Marco. Questo qua bisogna forse chiarire un punto per chi non è esperto delle questioni veneziane. Quando si parla di acqua alta e sentite 1,10 metri, 1,20 metri, 1,30 metri, si tratta di 1,30 metri sul livello medio del mare. Questo significa che poi questa alta marea ha degli effetti diversi a seconda delle zone della città. In particolare la zona di San Marco è quella più bassa di Venezia, per cui nonostante ci sia il Mose, che come sapete si alza quando la marea è prevista superiore a 1,20 metri o 1,30 metri, ecco, il Mose non è sufficiente. La Basilica di San Marco e tutta l'area cosiddetta marciana, quella di Piazza San Marco, fino a un paio d'anni fa, prima del Mose, andava sott'acqua per circa 180 volte all'anno. Oggi che c'è il Mose, la Basilica continua ad andare sott'acqua molto spesso. Per esempio quest'estate, ne abbiamo parlato spesso anche nei nostri telegiornali, mentre il resto della città rimaneva all'asciutto, la Basilica era sott'acqua. Questo naturalmente crea dei problemi gravissimi al patrimonio artistico della Basilica. Cosa sta succedendo? Voi vedete già dalle immagini che ci sono dei cantieri che circondano tutta l'area della Basilica. Verranno posizionati delle barriere di vetro
vetro, quindi semi-invisibili, che quindi proteggeranno l'area prospiciente all'ingresso della basilica dalle cosiddette acque intermedie, quelle per cui non si alza il Mose. In questo momento si stanno effettuando dei carotaggi per verificare che non ci siano dei reperti archeologici, dopodiché si passerà alla seconda fase di questi lavori quando saranno posizionati non saprei veramente come definirle, scusate, ma sostanzialmente dei percorsi su cui verranno poi adagiate queste barriere protettive di vetro. La durata dei lavori prevista è di circa 3 mesi, però c'è un'incognita, e l'incognita è proprio quella dell'acqua alta. Siamo entrati in autunno ed è il periodo in cui le acque alte sono più frequenti. Se ci sono le acque alte, insomma, per i lavori avranno qualche ritardo sulla tabella di marcia, per cui insomma, come sempre nella storia di Venezia continuiamo a essere attaccati a quelle che sono i capricci della marea. Filippo, allora noi abbiamo visto nel frattempo che tu ci raccontavi queste importanti novità alcune immagini molto interessanti, molto belle della Basilica di San Marco, di una piazza San Marco. Visto che abbiamo parlato di turismo finora, parliamo di turismo veneziano, ci par di vedere che ci sia un bel po' di gente che gira per la città. Magari non siamo ancora ai livelli pre-Covid, però proprio mi sa che stiamo arrivando alle immagini interessanti in questo momento. Vediamo una fila di gente che si prepara a entrare, quindi c'è movimento, si sta ripartendo. Sì, c'è molto movimento. Non siamo ai livelli pre-Covid, però bisogna anche ricordare, Ferdinando, che i livelli pre-Covid, che erano quelli dei 25 milioni di presenze all'anno, erano il cosiddetto overtourism, il sovraturismo per il quale si era mosso anche l'UNESCO, mettendo Venezia, paventando l'ipotesi che Venezia venisse inserita nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità a rischio. Ecco, il turismo è ripartito, però l'offerta ricettiva della città è talmente ampia che questi numeri sono ancora troppo bassi. Si era parlato durante il periodo di pandemia di cercare di far ritrovare a Venezia un equilibrio tra l'industria turistica e poi le esigenze e la residenzialità per chi ancora abita a Venezia, e questo rimane un tema aperto. Filippo, allora noi abbiamo fatto vedere un po' di immagini molto belle ai nostri telespettatori, speriamo di aver magari invogliato qualcuno, convinto qualcuno a farsi una gita a Venezia. Sappiamo che vale e conta tanto il piccolo turismo, quello di chi va a Venezia a farsi magari una passeggiata in piazza San Marco, di chi fa il cosiddetto giro Baccari o chi va a vedere magari in giornata qualcosa della città, ma è importante anche il turismo che si ferma più giorni. Sappiamo da tutti i nostri contatti, vale per l'altopiano, vale per le Dolomiti, vale anche per le città d'arte, che il turismo sta un po' cambiando, quindi è più morti e fuggi che affermata, diciamo, di più noti. Su questo sappiamo la Regione sta ragionando in modo davvero importante per l'immediato futuro. Noi continueremo a raccontarlo ai nostri telespettatori. Filippo, ti ringraziamo per... Guarda Ferdinando, io volevo, mi è venuto in mente, se hai un istante, volevo raccontarti una curiosità che forse può incuriosire per l'appunto anche i nostri telespettatori. Prima parlavamo dei carotaggi per verificare la presenza di reperti archeologici. Ebbene, qualche anno fa, nel corso di altri lavori, era affiorata quella che era la vecchia pavimentazione di Piazza San Marco, che non è sempre stata in Masegni. La prima pavimentazione di cui si ha testimonianza, che è quella poi che era stata ritrovata, che risale al 1200, era fatta di mattoni di cotto a spina di pesce, per cui pensate anche l'effetto cromatico completamente diverso che aveva Piazza San Marco nel 1200, era quasi una piazza rossa per certi versi. Molto molto interessante, Filippo, davvero questa è una cosa che sono certo molti di quelli che si stanno guardando in questo momento non sapevano, presenti inclusi, possiamo dire. Allora noi ti ringraziamo per questo collegamento, torneremo nei prossimi giorni a parlare di Venezia, a parlare di turismo, come sempre la nostra redazione veneziana sarà importantissima in questa informazione. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Noi ringraziamo ancora Filippo Fois tanto per il collegamento quanto per le immagini che ci hanno fatto vedere
una Venezia in ripartenza. Adesso cambiamo argomento, ma neanche tanto, perché parliamo sempre del Veneto, non parliamo di emergenza coronavirus, parliamo della lotta fra il Prosecco e il Prosek d'oltre Adriatico, diciamo. E addirittura Zaia ha annunciato la tutela del Prosecco verrà affidata a uno studio legale. Sentiamo cosa sta succedendo. Abbiamo già dato ieri in giunta un incarico a uno studio internazionale per fare ovviamente battaglia e non accettiamo quello che sta accadendo. La più grande denominazione del mondo deve essere tutelata e l'Europa deve essere lì a tutelare noi, non il Prosecco. Se Roma non tutelerà il Prosecco, lo farà la Regione Veneto. Da Conegliano, cuore della DOCG, il presidente del Veneto Luca Zaia annuncia l'azione legale intrapresa dalla sua amministrazione contro il primo via libera dell'Unione Europea al Prosek croato. La UE ha autorizzato la pubblicazione in Gazzetta della domanda di protezione della menzione tradizionale Prosek. Il caso oggi è arrivato in Senato con il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, chiamato a spiegare come sia stato possibile che i croati sferrassero un attacco frontale contro la denominazione di origine controllata Prosecco. Per me è una situazione immonda, cioè inverosimile, inaccettabile, ma lo spiego anche tecnicamente. Allora, se nel 2009 il sottoscritto da ministro ha fatto un decreto e d'accordo con l'Europa è stato riconosciuta la riserva del nome. Cosa vuol dire? Nome Prosecco, la parola Prosecco, uso esclusivo nostro. Quindi nessuno al mondo può imbottigliare del vino e chiamarlo Prosecco se non è di queste zone. Nel 2019, sempre grazie alla mia azione, patrimonio dell'umanità, le colline del Prosecco, quindi ancora una volta. Adesso l'Europa rischia di farci accettare la parola Prosecco come novità da tutelare. Non esiste. Nell'informativa al Senato il ministro si è detto intenzionato a dare battaglia per difendere una delle più importanti ed esclusive eccellenze del paese, ma per Zaia l'iniziativa dei croati doveva essere stroncata ben prima. I dossier si fermano prima, cioè quando tu sei lì a rappresentare un territorio che ha la più grande denominazione al mondo, che è quella del Prosecco, vi ricordo che lo champagne fa 450 milioni di bottiglie e noi ne facciamo 600 milioni, e quando senti che c'è qualcuno che sta mettendo in dubbio sta roba, devi subito sguinzagliare i tuoi e bloccare l'operazione. Qui ho visto che inspiegabilmente o spiegabilmente ormai le carte sono arrivate nelle scrivanie importanti dell'Europa e questo non doveva accadere. Comunque non guardiamo indietro, guardiamo avanti, va fermata sta roba. Poi torniamo sul tema del Prosecco e della concorrenza più o meno leale. Adesso invece andiamo alla cronaca, andiamo a Vicenza dove c'è la nostra Gabriella Basso che ci aspetta per darci le ultime novità. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Che cosa succede da quelle parti? Sappiamo che stamattina c'è stato anche un impegno abbastanza impegnativo, scusate la ripetizione dal punto di vista emotivo, drammatico direi. Sì, oggi c'è stato l'ultimo saluto ad Alessandra Zorzin, la giovane di 21 anni, la mamma di 21 anni che è stata assassinata mercoledì della scorsa settimana da Marco Turrin, la guardia giurata di Padova. Vedete qui nelle immagini l'arrivo del feretro di Alessandra, un cuscino di rose rosa con poi dei gigli, una bara bianca perché poi all'uscita del funerale, della celebrazione, tanti con i pennarelli hanno scritto, lasciato delle frasi in memoria, in ricordo di Alessandra. Anche lo stesso compagno, commosso, sorretto da amici e familiari, ha scritto una frase di addio ad Alessandra, una cerimonia molto semplice ma molto commovente, un minuto di silenzio all'ingresso del feretro di Alessandra e un altro minuto di silenzio alla fine, all'uscita dalla cerimonia. Non ci sono stati né palloncini né cartelloni, è una cosa espressamente richiesta dalla famiglia, ma solamente dei fiori che erano stati benedetti in mano un po' a tutti i partecipanti. La chiesa era gremita, anche poi il sagrato del Duomo di Montecchio Maggiore, c'era parecchia gente che si era fermata, amici, conoscenti, anche familiari di Alessandra che hanno assistito alla cerimonia. Dicevo, una cerimonia
cerimonia comunque commovente, una cerimonia in cui Don Paolo ha ricordato appunto nell'omelia la resurrezione di Lazzaro, che dopo la morte non c'è la morte ma c'è la continuazione, la vita, e che in questo momento diventa difficile magari accettarlo, una ferita troppo dolorosa, ma ci insegna a sperare, a credere in Gesù che ci dà conforto. Questo diciamo in sintesi in questo momento le parole di Don Paolo. Un momento molto commovente, le parole anche del sindaco, e poi richiamate anche nella cerimonia di lavorare e far fronte a queste situazioni tragiche, drammatiche, ai femminicidi, che bisogna continuare a lavorare affinché tutto questo non accada più soprattutto. Gabriella, allora, tema questo molto complicato, anche di un punto di caduta molto, molto lontano, perché sappiamo che c'è tantissima strada da fare, tantissimo lavoro da fare, tantissima educazione anche da portare avanti su un tema come questo. Però prima di lasciarti andare, perché sappiamo che la giornata è molto complicata, abbiamo già notizie di cronaca anche? Sì, allora ancora diciamo che stiamo raccogliendo, ma c'è stata una rapina in villa nel Tienese. Alle 2 del pomeriggio ci sarà una conferenza stampa del comando di Tiene per dare maggiori ragguagli a questa vicenda, e quindi ovviamente vi rimando nell'edizione di questa sera del telegiornale. Allora Gabriella, noi ti ringraziamo. Questa sera TG Bassano, TG Vicenza, molte informazioni su questa rapina in villa nella zona di Due Ville. Dobbiamo ancora avere tutte le informazioni, ma stasera sicuramente probabilmente anche qualche immagine importante, perché se i carabinieri fanno una conferenza stampa di solito emerge qualcosa. Noi ti ringraziamo per questo collegamento, ti invitiamo, se succede qualcosa da qui alle 13:30 orario di fine della nostra informazione con il Focus TG, a contattarci, daremo in diretta tutte le news ai nostri telespettatori. Intanto grazie, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la seconda pausa pubblicitaria brevissima. State con noi perché noi torniamo davvero fra poco e siamo in diretta come sempre fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo già visto le immagini da Padova, abbiamo sentito anche come sta andando a Venezia, abbiamo sentito e visto le novità vicentine. Fra poco andremo di nuovo a Padova per parlare di cronache e di altre situazioni legate all'emergenza coronavirus. Proseguiamo invece nella polemica fra il Prosecco italiano e il vino che viene fatto invece dall'altra parte dell'Adriatico con un nome molto simile. Ne abbiamo parlato anche con le associazioni di categoria e con Coldiretti. Un gioco di squadra per respingere l'ennesimo assalto da pirati, secondo il mondo dei produttori veneto, alla DOC più importante del mercato agroalimentare, il Prosecco. Crescite a 2 cifre di anno in anno per l'export fanno di questo vino, molto diverso dal dolce croato chiamato Prosek, il principe del mercato agroalimentare veneto. La risposta alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea della domanda di protezione della Croazia deve essere veloce. Occorre in questa fase, al di là delle prese di posizione, anche molto concretamente produrre controdeduzioni all'Unione. I tempi sono ristretti perché sono 60 giorni e allora su questo è necessario che si crei un fronte comune forte, autorevole, che veda a capo certamente il Ministero dell'Agricoltura, la Regione Veneto, il Presidente Zaia e anche, a mio modo di vedere, tutti i consorzi e tutti quelli che sono i partner su questa, perché bisogna assolutamente arginare questa deriva. Immediata la risposta della Regione per voce dell'assessore all'agricoltura veneto Federico Caner. Stiamo già lavorando con i consorzi di tutela del Prosecco affinché, accanto al lavoro dell'Avvocatura regionale, si attivino per mettere in campo tutti gli strumenti per fare opposizione. Pronto a dare battaglia, insomma, il Veneto delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, con 1500 ettari di vigneti vocati alla produzione di questo vino anche nel Vicentino, nell'area di Lonigo. E la bagarre approda anche in Senato. Vediamo come. Mi permetto, Presidente, di mostrarle una bottiglia di Prosecco. Senatore, per cortesia.
Il prosecco tolga la bottiglia. Poi Lei lo sa che non lo può esibire in aula. Lo conosciamo tutti, è patrimonio dell'UNESCO. Mostra ai colleghi senatori una bottiglia di prosecco. Il presidente della Commissione Agricoltura Giampaolo Vallardi nel suo intervento durante l'informativa al Senato del ministro Stefano Patuanelli sul caso Prosecco e la richiesta della Croazia di registrare il suo Prosecco. Vallardi plaude all'impegno del governo dal punto di vista giuridico per difendere la denominazione Prosecco, ma chiede un ulteriore sforzo perché dice i croati sono già andati avanti. Sono andato in Croazia, sono andato nella città di Rovigno con alcuni amici e ho visto che il Prosek loro ce l'hanno già pronto. Vallardi che poi spiega quale potrebbe essere il pericolo nel caso non si riesca a fermare il processo. Se passa la dicitura Prosek apriamo un foro nella diga, quella diga che oggi sta proteggendo tutto l'Italian Sounding. Preoccupazione in qualche modo condivisa anche dal senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Questo potrebbe creare un precedente pericoloso nelle menzioni speciali. Io mi riferisco per esempio agli altri due grandi produttori di vino al mondo. Noi li invitiamo davvero a fare squadra con Francia, Spagna, con tutti quei paesi che hanno tutto l'interesse a combattere insieme. Un impegno che vede tutte le compagini politiche unite in un obiettivo comune. Perché la difesa di questo prodotto bandiera per noi è una difesa assolutamente centrale. Ribadisco il mio impegno di tutto il governo, metteremo in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata e assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza i nostri produttori e consumatori. Le parole del ministro Patuanelli durante l'informativa, dove ha ricordato che dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'Italia avrà 60 giorni per presentare le proprie ragioni in sede di opposizione. Cambiamo decisamente argomento, apriamo la pagina della cronaca, in questo caso cronaca giudiziaria. Sono state pubblicate le motivazioni della condanna di Walter Onichini. Walter Onichini non era in pericolo di vita, sparato per uccidere il ladro. Si riassumono così le motivazioni dei giudici della Corte d'Appello di Venezia che in secondo grado avevano condannato il commerciante di carni di Legnaro per il tentato omicidio del ladro albanese che nel 2013 stava rubando nella sua abitazione. Una sentenza confermata lo scorso 10 settembre dalla Cassazione che ha fatto aprire le porte del carcere per Onichini. Le motivazioni della condanna non erano mai state rese note. Ora, nelle quasi 100 pagine, si legge inoltre che i giudici hanno esaminato a lungo l'ipotesi della legittima difesa, arrivando ad escluderla. Voleva fermare chi stava rubando l'auto e per fermare il ladro lo ha colpito più volte in zone vitali, dunque volendo la morte della vittima o il ferimento grave. La notte del 22 luglio del 2013 il ladro albanese, dopo aver rubato borsa e portafoglio, stava tentando di fuggire insieme ai complici con l'auto di Onichini. Il macellaio però esce dal balcone e spara. Poi carica il ladro agonizzante, dice per portarlo in ospedale, ma lo abbandona in un campo perché, racconta, viene minacciato con un cacciavite. Il cacciavite però non è mai stato ritrovato e le analisi hanno dimostrato che il ladro era stato collocato nel bagagliaio. Onichini ha sempre detto di aver sparato perché temeva che i ladri portassero via il figlio, ma non aveva verificato se il bambino era nella sua stanza o meno. Si legge inoltre nelle motivazioni. Un altro aspetto che ha portato i giudici ad escludere la legittima difesa e a condannare il commerciante di carni per tentato omicidio. Ancora cronaca, ancora incidenti in montagna. È stato trovato senza vita nelle montagne bellunesi il noto escursionista settantenne Giovanni Anziutti di Tolmezzo, il cui mancato rientro nel tardo pomeriggio erano scattate le ricerche nella zona di Forcella Scodavacca, dove era diretto dopo essere partito da Forni di Sopra. L'allarme era stato dato dal figlio in supporto alle squadre del soccorso alpino friulano. Attorno alle 20 era stato richiesto anche l'intervento del soccorso alpino del centro Cadore, che durante la notte aveva portato avanti la perlustrazione nel versante bellunese. Poi è stata effettuata con una ricognizione sopra cima Giafferi, è stato individuato il corpo esanime in fondo a un canale. C'è da capire che cosa sia successo, come mai la persona sia precipitata per oltre 50 metri. Torniamo a Padova, che sono stati scoperti 154 lavoratori in nero. Costretti a turni estenuanti serali extra, nonostante avessero un contratto registrato come part-time, figuravano in ferie in aspettativa non retribuita e invece andavano a lavorare. In queste condizioni lavoravano 154 persone, tutte cinesi, scoperte durante un'indagine della Guardia di Finanza di Este, condotta insieme all'Inps e allo Spisal. Un'indagine iniziata nel 2019 durante un'ispezione in un capannone di Casale di Scodosia.
I lavoratori in nero erano impiegati nel confezionamento di prodotti tessili in 5 ditte gestite da cinesi, ma di fatto inesistenti perché intestate dei prestanome di un altro cittadino cinese che aveva commesse da appaltatori veneti operanti nella filiera del Made in Italy. È stata stimata un'emissione di fatture false per oltre 7 milioni di euro. Sono stati eseguiti sequestri di beni per il recupero di circa 3 milioni di euro. 7 persone sono state denunciate. Sempre di nero, come si suol dire, parliamo, cambiamo però zona, andiamo nel Vicentino. Maxi multe e denuncia da parte dei carabinieri della stazione del nucleo ispettorato del lavoro di Vicenza per un cittadino di 58 anni di Recoro Terme che stava ristrutturando una casa. Il cantiere era stato avviato senza nessuna autorizzazione e con l'impiego di lavoratori in nero. 12 le violazioni in materia di sicurezza contestate all'uomo che è stato denunciato e multato per oltre 15.000 euro. La casa è stata sottoposta a sequestro. Chiudiamo per ora la pagina della cronaca, andiamo a vedere, siamo sempre a Padova, comunque l'ADMO, l'associazione dei donatori di midollo, sono 57.000 i donatori in Veneto. 2 persone che si tengono per mano stringendo un cuore. Eccolo il drappo realizzato dall'artista Giorgio Bellingardo, simbolo della campagna ADMO 2021. L'associazione diventa regionale, unione di tutte le associazioni provinciali, a loro fianco i comuni del Veneto. Noi come associazione dei comuni abbiamo voluto fin da subito sposare questo loro impegno con questa iniziativa Un dono in comune, perché ci ispiriamo ai valori del rugby, dove se tutti spingono verso la stessa direzione si arriva in meta, e credo che arrivare in meta con ADMO sia un obiettivo che ci siamo posti tutti. Io da rappresentante dei comuni dico: i comuni oggi daranno voce ad ADMO e inviterò i sindaci già da domani a far proprio il messaggio che parte da questa sala, da questa associazione, per divulgarlo nei propri comuni. 57.000 i donatori veneti, giovani tra i 18 e i 35 anni, speranze per i pazienti, alcuni bambini molto piccoli, speranze perché la compatibilità genetica, il match è difficile, una persona ogni 100.000. Ogni iscritto rappresenta una speranza per qualcuno e li vorrei vedere crescere tanto più in fretta questi numeri. Una donazione diventata semplice e sicura, quella del midollo, un numero di donatori che dopo l'anno difficile del coronavirus tutti sperano possa tornare a crescere. Trovare un donatore compatibile sappiamo che è molto poco frequente e quindi è una chance che noi diamo sempre in più con ciascun nuovo donatore che si arruola a un paziente che è in attesa del trapianto. È una trasfusione di sangue. La scienza e la ricerca ci ha supportato in questo e per cui sono 3 ore. Sono 3 ore. C'è un trattamento prima con un farmaco estremamente sicuro per aumentare queste cellule staminali emopoietiche. Questa sacca si raccoglie, dopodiché una persona ritorna al proprio posto di lavoro. Questa sacca parte e fa dei giri stranissimi perché esportiamo anche tante sacche. Cambiamo ancora argomento, apriamo una pagina che per noi di Rete Veneta è molto importante, perché per parecchi giorni abbiamo portato avanti una battaglia che è stata condivisa da tanti amministratori, politici, associazioni combattentistiche d'arma, gli stessi cittadini. Parliamo della battaglia del Tempio Ossario, che era stato chiuso improvvisamente qualche mese fa, non si sa neppure quando, durante probabilmente il lockdown, durante le fasi un po' più complicate dell'emergenza coronavirus, è stato chiuso perché c'erano dei problemi, c'erano degli impianti da sistemare, c'era un adeguamento sismico ancora da portare a termine. È arrivata finalmente la notizia che il Tempio Ossario, grazie anche all'impegno di tutte le persone che si sono unite alla nostra battaglia, è stato riaperto. Ci dicono adesso, proprio in questo momento, i nostri giornalisti, che c'è una porta aperta. Dobbiamo capire se è l'apertura definitiva oppure se il personale che sta finendo i lavori giusto per qualche minuto ha lasciato aperto un portone per andare magari a togliere le ultime attrezzature. Ve lo sapremo dire poi nel corso della giornata. Però intanto abbiamo cominciato a raccogliere le dichiarazioni e le prese di posizione da parte di chi ha partecipato a questa battaglia. La
notizia della riapertura ormai prossima del Tempio Ossario di Bassano ha davvero portato una ventata di positività in città e non solo. Una mobilitazione generale che ha visto scendere in campo un intero plotone di combattenti. Un risultato arrivato ancora una volta grazie alla capacità di fare squadra di un territorio che sa dare il giusto valore alle proprie tradizioni, ai propri monumenti, alla propria storia. Cittadini, amministratori, politici, associazioni combattentistiche e d'arma che hanno raccolto la nostra chiamata alle armi. Allo squillo di tromba di Rete Veneta hanno risposto subito, senza calcoli, senza secondi fini, con la sola volontà di restituire alla collettività un monumento, una memoria di assoluta importanza. Voglio ringraziare principalmente Rete Veneta, perché già allora, già nel 2014, fu colei che seppe accendere l'attenzione, i riflettori attorno a questo fatto grave, no? La chiusura del nostro cimitero per la patria. Rete Veneta è stata la più solerte a stimolare tutti coloro che potevano mandare un messaggio. A chi? Soprattutto a Onor Caduti. Io l'ho fatto, ho preso carta e penna all'indomani della presenza di Onor Caduti nella nostra celebrazione in Cima Grappa. Ho scritto al sottosegretario alla difesa, purtroppo non ricevendo risposta ancora, ma credo che l'azione di sensibilizzazione del popolo attraverso questa televisione sia stata di grandissimo aiuto. Certo è che quello che balza agli occhi oggi è l'assoluta mancanza di comunicazione da parte della sindaca Pavano. Io francamente la prendo da voi, questo non rallegra notevolmente, però effettivamente da parte del comune non abbiamo avuto alcun tipo di notizia né circa la chiusura, ma soprattutto non abbiamo avuto notizia rispetto a questa riapertura e non sappiamo ancora come sarà gestita la riapertura. Niente di nuovo, d'altro canto. Ormai la città è abituata ai silenzi dell'amministrazione, ma a noi importa il traguardo raggiunto insieme. L'ossario riapre le sue porte. Come dicevamo poi nel corso della nostra informazione, stasera nel TG Bassano potremo darvi più informazioni, forse vediamo se riusciremo a mettere un piede all'interno del Tempio Ossario, magari avremo anche le prime immagini dopo la riapertura. Ovviamente questa non è la fine di un percorso, è solo l'inizio di un nuovo percorso, perché questo monumento non chiude di nuovo, passati magari i fasti della celebrazione del centenario del Milite Ignoto o le celebrazioni e le cerimonie di questo periodo di novembre, ma come sempre naturalmente noi siamo presenti e vi racconteremo che cosa accade. Invece ci racconta che cosa accade a Padova la nostra Chiara Gaiani, che vediamo in una delle piazze del centro storico padovano, giorno di mercato. Buongiorno Chiara, cosa accade da quelle parti? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. In realtà queste piazze dei signori, il mercato c'è tutti i giorni, qui è una delle più belle piazze, sinceramente quella che a me personalmente piace di più di tutta la città di Padova, la piazza dove non si vede dall'inquadratura ma c'è il famoso orologio dei Dondi, insomma, giusto se qualcuno avrà voglia di venire qui a Padova. Ecco, ti racconterei un fatto di cronaca di cui abbiamo avuto notizie davvero da circa un'ora. Una donna purtroppo è stata trovata senza vita, una donna di 50 anni all'interno di uno dei camerini del Decathlon che si trova nella zona della Stanga. La donna purtroppo non stava bene, ho sentito la polizia ed è morta da sola. In questi camerini l'hanno ritrovata gli addetti al momento della chiusura. Sono scattate ovviamente tutte le verifiche del caso a partire da un tentativo di soccorso e di rianimazione. Purtroppo non c'è stata nulla da fare, si tratta di una morte per cause naturali. Ecco, questa è la notizia. Poi mi sposterei velocemente a Cittadella, dove per l'ennesima volta è tornato il molestatore seriale del sindaco Piero Bon. Ci sono state 2 minacce in 2 giornate diverse, una sera, poi anche il giorno dopo in municipio. Il sindaco ha presentato ovviamente denuncia ai carabinieri. Questa persona, un uomo di 35 anni, è stato raggiunto da una misura cautelare particolare, quella del divieto di avvicinamento. Dovrà cioè starsene a circa 200 metri dal sindaco di Cittadella. Una misura emessa dal Tribunale di Padova. Chiara, sappiamo però che ci sono anche novità per quanto riguarda la drammatica vicenda di Sarmeula di Rubano. Sì, purtroppo ogni giorno si aggiungono nuovi particolari per quanto riguarda la drammatica vicenda di Sarmeula di Rubano. Ricordiamo velocemente un padre di 88 anni
è arrivato da Monfalcone fino alla cittadina alle porte di Padova per uccidere la figlia nel giorno del 60° compleanno di quest'ultima, nei pantaloni aveva portato con sé anche il testamento che aveva scritto di suo pugno. Vediamo, c'è già un servizio pronto, lo vediamo assieme ai nostri telespettatori. Il testamento scritto di pugno alla data 17 settembre 2021, lo stesso giorno in cui Stelio Cerqueni, 88 anni, ha percorso la strada da Monfalcone a Sarmeola di Rubano, dove dopo un breve dialogo con la figlia Doriana ha estratto la pistola e l'ha uccisa nel giorno del suo 60° compleanno, rivolgendo poi l'arma contro se stesso. Ennesimo colpo di scena in una tragedia che assume di giorno in giorno contorni sempre più drammatici. Tutti i suoi beni andranno a nipote Michele, il figlio di Doriana, lo stesso che aveva iniziato a scrivere 21 anni fa per spiegargli perché non l'avesse mai conosciuto, lo stesso a cui ha raccontato una storia fatta di dissidi e liti legate agli affari. Dall'autopsia è emersa la ricostruzione esatta di quanto accaduto in via Valli. Dopo aver esploso un primo colpo di pistola, Stelio Cerqueni ha freddato la figlia che si era rannicchiata nel tentativo di difendersi, sparandole alla nuca per poi uccidersi. Torniamo in studio, ma torniamo anche a parlare con la nostra Chiara Gaiani, che prima di salutare ci lascia però un'altra notizia molto importante per una zona del Padovano. Parliamo dei Colli Euganei, dove da molti anni c'è un grosso problema legato alla presenza dei cinghiali. I branchi di cinghiali fanno danni all'agricoltura. Non solo, perché si ritiene che anche alcuni degli incidenti mortali avvenuti negli ultimi anni siano stati causati dai selvatici. Comunque tanti incidenti, tanti problemi con questa situazione. Alla fine il mondo agricolo si è davvero stancato e c'è un'altra manifestazione di protesta in vista. Sì, domenica prossima, 26 settembre, da voi, insomma, si muoveranno addirittura con i trattori gli agricoltori di CIA e di Confagricoltura per protestare contro l'invasione di cinghiali sui Colli Euganei. Pensate, mi hanno appena detto, ho appunto raccolto dettagli su questa, che la vendemmia è fatta dai cinghiali in alcuni vigneti sui Colli Euganei, giusto per darvi insomma il quadro dell'esasperazione, e da una parte danni davvero ingenti, dall'altra parte la mancanza anche di ristori nei confronti degli agricoltori per i danni subiti, quindi scendono in strada per chiedere che finalmente sia aumentato il numero di sele controllori degli ungulati e si metta la parola fine insomma a questo problema. Chiaro, allora noi seguiremo la manifestazione di domenica, sentiremo le istanze di un comparto che arriva da problemi che conosciamo tutti, quelli dell'emergenza coronavirus, e che fa sempre più fatica a gestire anche queste altre situazioni drammatiche. Chiara, grazie per questo collegamento, grazie per tutte le informazioni, buona giornata, buon lavoro. Torniamo in studio, torniamo anche a Bassano, perché fra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione definitiva del ponte, il Ponte Vecchio riaperto, lo ricordiamo qualche mese fa, ci sono state molte manifestazioni, molte celebrazioni, dovrebbe, non sappiamo ancora se usare il condizionale, arrivare il presidente Sergio Mattarella nella prima domenica di ottobre. Pare proprio a questo punto che il Capo dello Stato non ci sarà, ci sono novità su questo argomento. Mancano 10 giorni all'inaugurazione del Ponte Vecchio, restituito alla collettività dopo anni di lavori di restauro, e ancora nessuna nuova per quanto concerne la possibile presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nulla di ufficiale, ma è ormai chiaro che al 99,9% il Capo dello Stato non sarà presente alla cerimonia. Di contro, le solite voci di corridoio dicono che ci sia una buona possibilità che al suo posto arrivi la Presidentessa del Senato Maria Elisabetta Casellati. Forse perché ancora il programma che l'amministrazione Pavan avrebbe dovuto stilare da tempo per la pianificazione di un evento tanto atteso è un mistero. Troppi punti di domanda, troppe incertezze che vanno a pesare, e non poco, anche sul lavoro di chi deve pensare all'ordine pubblico, alla sicurezza ad esempio. Non stiamo parlando di una festicciola di compleanno cui non è sicuro se arriverà il mago o il truccabimbi. Stiamo parlando di una cerimonia di inaugurazione di un monumento nazionale che ancora non si capisce come verrà strutturata, e mancano, lo diciamo ancora, solo 10 giorni.
Cambiamo decisamente argomento, chiudiamo la pagina anche dell'attualità e andiamo a parlare per questi ultimi minuti di sanità. Parliamo di tumore alla prostata. Al San Bassiano, dopo la visita degli ispettori, è arrivato anche il certificato di qualità per il percorso dei pazienti colpiti dal tumore alla prostata, 3.000 nuovi casi all'anno in Veneto. Un percorso dal momento della prima visita alla conclusione delle cure che ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001, una delle prime nel suo genere per una struttura sanitaria pubblica. Il messaggio è chiaro, l'ULSS 7 si mette in discussione, si fa valutare da esperti esterni e garantisce al paziente di essere seguito da un team di medici e sanitari nel percorso di cura, diagnosi e trattamento, il cosiddetto PDTA. La certificazione non è altro che un modo per essere valutati nel nostro operato quotidiano e quindi dire sì, questa ULSS lavora con dei riferimenti standard. Una certificazione che coinvolge più specialisti, vari reparti e almeno 3 ospedali, Bassano, Sant'Orso e Vicenza. Tutto però con un unico coordinamento, ovvero il direttore di urologia, che da anni crede in questo progetto. La sfida ora è mantenere la qualità innovandosi. Il PDTA è già in atto da alcuni anni, abbiamo con la certificazione posto un atteggiamento di dire verifichiamo che ci sia coerenza con quello che è il riferimento standard e soprattutto facciamo sì che in futuro ci sia la possibilità di valutare anno dopo anno se manterremo questa qualità, quindi in un certo senso è una valorizzazione ma anche una sfida a rimanere sempre coerenti con la qualità. Con il certificato di qualità si valorizza il percorso attuale ma si lancia anche la sfida per rimanere ad alto livello. Di tumore alla prostata vengono trattati 200 pazienti all'anno a San Bassiano, il 40% proviene da altre ULSS, una malattia che ha vari tipi di trattamento, dall'intervento chirurgico alla radioterapia, alla chemioterapia. Ecco allora che entrano in gioco tanti specialisti con un obiettivo unico, la guarigione del paziente e la sua qualità della vita. Chiudiamo il nostro telegiornale con una buona notizia per la montagna. Si potrà sciare quest'inverno con il Green Pass, ci sarà la possibilità quindi di riaprire le piste, non dovrebbero esserci limiti al numero degli sciatori presenti, quindi insomma importante questa decisione per un comparto, quello del turismo invernale, che l'anno scorso, lo ricordiamo con quello che è successo, ha subito una mazzata davvero pesantissima, soprattutto verso il finale della stagione, quando a poche ore dalla possibile riapertura è arrivata la notizia che non sarebbero ripartiti gli impianti. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia condivide il protocollo sulle riaperture delle aree scilistiche per mezzo dell'utilizzo degli impianti risalita. Finalmente, dice il ministro, ci sono le condizioni per far ripartire la stagione invernale. Il protocollo firmato oggi dalla Federazione Italiana Sport Invernali, dalle varie associazioni dei gestori degli impianti di risalita, indica regole precise per l'utilizzo appunto di questi impianti. Ci auguriamo, sottolinea il Ministro, che il protocollo venga presto così condiviso dal Comitato Tecnico Scientifico, così da applicarlo in tempi rapidi. Quindi anche qui poi naturalmente bisogna vedere se e quanta neve arriverà, però le prospettive per un'annata diversa dall'ultima insomma ci sono tutte. A questo punto noi ringraziamo Fabio Verini in regia per averci inseguito in questa edizione del Focus TG, ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno raccontato che cosa succede in Veneto, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è ancora stato detto e quello che accadrà oggi in giornata e vi auguriamo un buon pomeriggio.